Bentornati da Gianico. Oggi soppa quadra. È Gianico Piccioni che... Cos'è la soppa quadra, Gianico? Penso che è il punto più alto della cucina veneta, insomma, soppa quadra, zuppa pipada, coada, come le galline che tenesse gli uvi caldi, che tu capivo come. E come si fa? Mi parto tutto a freddo, metto dentro il torresàn, che è il pulcino appena che cominci a rapenare, che te cavi dal gnaro, prima che cominci a volare, in poche parole, dai. Perché il torresàn? Caro qualcosa... È più tenero. È qui che te cade in piazza Venezia. E dopo? Che già capivo, insomma. Se come ciucciare un tocco di legno, no? Dai, non va bene. E dopo? Dopo che metto il sale e il pepe quanto basta, anche il sale posso metterlo dopo. Dopo che metto la pancetta, la asso proprio a tocchi perché a dare il profumo e grasso del mastro, insomma, mastro stagionale, perché sennò se tu usi il mastro crudo non vedi che il profumo che ha. Dopo che metto un po' di vino che inicia. Perché il vino? Perché gli dà che l'acidità, che non è acidità, è che l'alcol, che non è alcol, è che il profumo che ha solo che il vino cotto e il narosto, insomma. Adesso la metto. Io metto solo un po' di brodo. E il brodo non va a essere il piccione che viene fuori lesso e neanche non viene fuori il piccione secco, arrosto che viene fuori, noi diciamo l'arrosto morto, una mesa via. E l'acqua, il brodo buono che dà l'umidità giusta, perché viene fuori un mezzo arrosto e un mezzo stufato. Dopo per tenere che l'umidità che sta dentro come un scrigno, come un involucro che si tiene il buono, lo cuocio e lo metto in forno. Gli do una temperatura, l'umidità di a cosa messo col brodo, dopo l'esperienza mi dice la dose giusta, guarda ogni tanto tendio sto benedetto piccione che è lì in forno, poi se le massa secco, appena si secca e non c'ha il gusto buono, insomma. Quanto rimarrà dentro qui? Oh, finché l'è cotto, finché la forchetta la entra dentro bene sul petto, insomma. Quindi non dai un tempo? Se puoi dire un'oretta e mezza, però ogni tanto te vedi a se l'è fresco anche a manco, se l'è un cancaro vecchio anche un po' di più. Poi. E dopo cottura, una volta che l'è cotto il piccione, me lo sfilaccio, se che venga tiepido, lo sfilaccio a mano. Perché a mano e non col tritacare, no, perché resta tutto l'umore, tutto il gusto resta là. Adesso la componemo. Abbiamo fatto il nostro sfilacciamento. Mi dopo una piofia perché è un ristorante e i camerieri andano bene da fuori. Però guarda, poi dopo parlare anche una ciotoletta, se vuoi fare bella figura quando che vieni a sera con gli amici, non stai a per paura delle complicazioni del piatto. Non è detto che il piatto sia complicato, è semplice, però è molto buono, è una roba fantastica. E usa anche una ciotolina, ogni porzione una ciotolina. Usa un pane buono, se no che i pani precotti congelati, un pane buono fatto bene, che resta bello, croccante, che resta tipo guarda sto qua integrale. Sto qua puoi stare in forno d'ore, l'assorbe il sottoccio, ma il gusto buono. Cambia tanto la zuppa da un pan del cavolo, da un pan buono, insomma cambia. Mi metto una fregua di ragù sotto, dopo guardavo altri che chi che sono anche a burro, poi diventa strongo col burro. Cioè, Posso farti una domanda, Gianico? sì. Tu lavori a mani nude? Mi lavoro a mani nude perché è il primo strumento del cuoco. Certo che manca essere lavare ogni 10 secondi, guarda le onge, non è mie onge lunghe che tiene dentro è sporco, ma dopo mi con una certa sensibilità. I chirurghi usano i guanti per operare, però i guanti particolarissimi, cioè hanno una sensibilità immensa. Adesso anche finché palpo qua, a sentire se per caso che dentro non setto. Adesso no, magari uno aveva un setto in gola, non è che mi occhi a fobia, che ho sempre paura che la gente si soffre. Ecco qua. Gli metto adesso grana,
che dopo se avevi un stravecchio di malga, meglio ancora. Attenti che però c'è sempre un equilibrio in bocca, ma poi viene fuori una fonduta di formaggio, bisogna che avesse un bel equilibrio insomma. E questo è il vero segreto, un buon brodo. Ho fatto il brodo con gli ossi del piccione, sicché anche guardi se sei un buon capone, una buona gallina, il toccio, non so se notei che non è che viene sul pan, e il pan resta sempre a che livello ha, il beve il brodo. Che bella, perfetta, guarda che roba, non la trasbordare, non la fate venire, guarda che spettacolo. Stefano, guarda che bella. Giannico, che bello che è il pane, un dolce. Beh, qua tanta roba, qua sì. Sì, Ma soprattutto sono contento perché a te mi hai dato una forchetta da stavolta. dove salta fuori? Me la sono fregata prima, ti scondo. Ma questo è un piatto solo invernale secondo te, Giannico? No, può essere anche benissimo estivo. Poi per i bambini, adesso tiri via il piccione, ti metti pomodoro, mozzarella, un po' di brodetto e pipà in forno, guarda che la salete è roba. Che bello, che bello. Basilichetto, mare, sì, vuoi, l'origano. Bene, bene, dai, visto che hai la forchetta, allora Buah! io ringrazio Giannico Venga, ciao la forchetta. e ci vediamo la settimana prossima. Bene, Chissà ciao. cosa mi preparerai. Senti il piccione che buono che è. Ah.